Lo scorso anno, a fine ottobre, i palazzetti dello sport erano stati nuovamente chiusi, a stagione avviata e pur con tutte le cautele del caso. Un anno dopo il CTS dà il via libera a un nuovo importante passo verso la normalità, l'aumento della capienza dal 35 al 50%. Una novità accolta con soddisfazione dalla DeLonghi Basket e dal suo presidente Paolo Vazzoler. Ogni cambiamento che concede uno spazio in più è un cambiamento verso la normalità che ci auspichiamo tutti, per cui è già da prendere in maniera positiva e credo che soprattutto serva a tranquillizzare la gente, confermando che arrivare al palazzo è un'operazione sicura, veloce, a bassissimo rischio, per cui spero che soprattutto la gente, ora che c'è più spazio per entrare, torni ad avere la voglia e la tranquillità di venire al palazzo. Positiva ma più tiepida l'accoglienza dell'aumento della capienza al 50% da parte dell'Imoco Volley. Ci aspettiamo onestamente qualcosa di più, perché visto anche un po' come sta andando l'andamento pandemico, una delle ipotesi che si era ventilata era il 75% e quindi crediamo che si possa arrivare in uno step breve al 75%. Che la strada sia già segnata in questa direzione lo pensa anche Vazzoler. Se tanto mi dà tanto è capace che fra un mese possono rivedere tutto e darci ancora più spazi. Quindi è il percorso che auspicavamo tutti. Per ora bisogna però fare i conti con la capienza a metà, che per le società in termini economici rimane comunque una grossa difficoltà. In prima battuta sul botteghino, quindi su biglietti e su abbonamenti, ma in seconda battuta anche su tutti i nostri sponsor, perché molti dei nostri contratti sono legati a un discorso di abbonamenti per gli sponsor, quindi risulta veramente importante questa prima riapertura nella speranza che a breve si arrivi almeno a un 75%.